Allora, eccoci qua come ogni lunedì con Anteprima Corner, è il momento di fare il bilancio di questo fine settimana. È un bilancio direi in chiaroscuro per alcuni avvenimenti, soprattutto per le retrocessioni e del Siracusa e anche del Trapani in Serie D. Il Palermo ha mancato quella che era la possibilità di andare in promozione diretta verso la massima serie e quindi passerà dai playoff. Il Catania ha conquistato quello che era ormai il traguardo minimo della stagione, vale a dire il secondo posto, e quindi si apre l'avventura dei playoff anche per i rossazzurri. E da qui noi cominciamo il nostro appuntamento di oggi. Grazie come sempre ad Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio a tutti. E con Alessandro parleremo sì dell'ultima partita, quella di ieri, ma immagino, Alessandro, è il caso adesso di cominciare a proiettarsi su quello che sarà questo segmento, questa post-season, si dice così, no? L'avventura dei playoff. In grafica, non so se siamo pronti, potremo anche vedere quelli che sono stati i risultati dell'ultima giornata. Eccola qui, la grafica che vediamo. Con il Casarano che è passato sul campo dell'Altamura 4-0, l'Atalanta Under 23 e Catania hanno pareggiato 1-1, come sapete abbiamo trasmesso la partita anche in diretta. Benevento Cerignola 2-2, Casertana Giuliano 1-1, Cavese Cosenza 1-1, il Crotone ha perso in casa contro il Latina per 5-2, poi il Foggia ha superato sempre in casa dalla Salernitana 3-1, il pari 0-0 tra Picerno e Sorrento, Potenza Monopoli 0-0 e il pari amarissimo tra Trapani e Siracusa per il 2-2. La classifica che viene fuori è questa: il Benevento già promosso in Serie B da diverse settimane con 82 punti, poi il Catania secondo posto a 70 punti, quindi non ci sono state diciamo aiuti fra virgolette da parte delle altre squadre, comunque non ci sono stati risultati favorevoli. Sul campo si è guadagnato il secondo posto, Salernitana 69, Cosenza 67, Casertana 66, poi a seguire il Crotone 61, Monopoli 56, Casarano 56, Cerignola 54, il Potenza 49, l'Atalanta Under 23 a 45, inclusa anche l'Atalanta nei playoff perché il Potenza ha vinto la Coppa Italia di Serie C e quindi si classifica come terzo insomma nella griglia dei playoff. L'Altamura a 45, ma non è bastato questo punteggio, questi punti, perché l'Atalanta ha una migliore chiaramente situazione nella scontro diretto. Latina 42 assieme alla Cavese, il Picerno a 40, poi Sorrento 39, Giuliano 37, Foggia 27, ahimè i due fanalini di coda che riguardano il Catania, che riguardano il Siracusa e il Trapani 26 e 24, con il Foggia che retrocede anche perché nello scontro diretto con il Giuliano è messo meglio e quindi non ci saranno play out, anche se dobbiamo dire, poi lo sentiremo, il presidente Antonini scatenato ha chiesto la sospensione dei playoff e dei playout. Vabbè, adesso poi ci arriviamo fra non molto. Intanto Alessandro, parliamo di Catania, parliamo di un Catania che non è stato il miglior Catania anche ieri, ha giocato a sprazzi, ha avuto qualche problema direi nel pre-gara perché ci sono state tantissime defezioni anche poco prima della partenza, poco prima dei convocati. Adesso a bocce ferme si potrà fare il punto, si potrà cercare anche di recuperare qualche giocatore. La partita di ieri che fotografia ci restituisce? Un Catania convalescente direi. La fotografia per me è la corsa di Dini verso il settore ospiti subito dopo il gol di Caturano, che festeggia in maniera assolutamente convinta e partecipata, e questo mi fa pensare che il primo nemico del Catania sia stata la parte mentale. È una squadra che dopo che il sogno di andare direttamente in Serie B è sfumato ha avuto un contraccolpo da un punto di vista mentale notevolissimo. L'esultanza di Dini ci segnala, eccola qua, ci segnala evidentemente uno stato emotivo che aveva bisogno di una scossa per resettare tutto quello che è accaduto, diciamo, da dopo Sorrento, Catania in poi, e arrivare a questi playoff con una testa sgombra da scorie, sapendo che adesso inizia un mini campionato a tutti gli effetti per tutte e 28 le partecipanti. Se andiamo a pesare il valore individuale della rosa del Catania, è chiaro che
non ci sono rose così attrezzate e di qualità negli altri gironi e nelle altre squadre che vengono date così per favorite per la vittoria di questi playoff. È chiaro che, come dicevi giustamente tu, Catania è convalescente perché oltre la grave emergenza delle assenze e le indisponibilità per la partita di ieri, ha dato la sensazione di non avere quella brillantezza atletica che invece è stato il marchio di fabbrica della prima parte di questa stagione. È una squadra che spesso ha accusato le folate degli esterni dell'Atalanta, che si è fatta prendere di infilata sul gol di Ghislandi, che spesso arrivava in ritardo sulle seconde palle. Il calcio di Toscano è un calcio che richiede prima di tutto queste caratteristiche, un po' per le assenze, un po' per l'aspetto mentale, un po' per evidentemente una fase della stagione dove certamente è stata già tarata una preparazione specifica in funzione dei playoff che non è iniziata ieri, è iniziata qualche settimana fa. Evidentemente ora bisognerà vedere appunto la consistenza del serbatoio e cercare di recuperare quanti più effettivi possibili in vista della prima gara di playoff che, ricordiamo, per il Catania sarà il 17 di maggio. Alessandro, stasera vi daremo un po' un borsino della situazione degli infortunati per capire chi ci sarà e chi invece diciamo difficilmente che ci sarà. il margine è abbastanza ampio, a meno che non si tratti di infortuni piuttosto seri. La possibilità stasera entreremo nello specifico. Di recuperare diversi giocatori c'è sicuramente. Assolutamente. Una considerazione di carattere statistico, sì. Brevemente. Il Catania non arrivava secondo alla fine della stagione regolare dalla stagione 2017-2018, anno della gestione Lucarelli. Anche quell'anno il Catania conquistò 70 punti, ma in 36 partite perché ci fu l'esclusione dell'Acragas. Quest'anno 70 punti in 38 partite. Diciamo che nel nostro immaginario collettivo quella squadra in quella stagione fu quella che ci fece immaginare quanto più vicino possibile il sogno della promozione in Serie B. C'è questo dato che le appaia. Quella squadra è questa che, come quel Catania di Lucarelli che lottò con il Lecce per la vetta della classifica. Era un punto però l'attenzione, alla spunto del sì, Lecce alla fine insomma, fu più bruciante perché il distacco maturò nelle ultimissime battute. Qui c'è stata una squadra che ha lottato per il primo posto fino a un certo punto della stagione e che adesso cerca di ritrovare se stessa, ritrovare quegli spunti, quegli slanci che ha avuto in quella fase della stagione per cercare di presentarsi nel modo più ottimale appunto per questi spareggi. Alessandro, prima di vedere e sentire le parole di Caturano, ieri ha in qualche modo restituito un po' di serenità alla squadra con questo suo gol, un ritorno al gol dopo tanto tempo, tanti mesi che non da gennaio. Passato un po' di tempo veramente, una stagione praticamente. Ti chiedo questa scelta di andare in ritiro, secondo te è una scelta giusta, è un modo per in qualche modo fare staccare la spina alla squadra, metterla al riparo da qualsiasi tipo di influenza in modo tale da poter lavorare e concentrarsi su questi playoff? Mi sembra una scelta condivisibile, una scelta che a questo punto accentua ancora di più la ricerca della concentrazione innanzitutto, la ricerca di quell'autostima individuale che ciascuno dei giocatori che compongono la rosa del Catania deve ritrovare, anche perché l'hanno saputo fare per una parte della stagione e quindi evidentemente in fieri questi valori ciascuno dei 23 giocatori del Catania ce li hanno. È bene che ciascuno di loro, anche attraverso un ritiro che ripeto mi sembra una scelta condivisibile, possano presentarsi in condizioni ideali per l'avvio degli spareggi. Allora adesso sentiamo, ma è proprio una battuta di Salvatore Caturano che nel post gara durante ieri la nostra diretta, durante diretta stadio, a proposito dei play off ci ha detto proprio queste cose.
e oggi siamo soli al secondo posto, quindi abbiamo raggiunto quell'obiettivo. Ora ovviamente entriamo in un'altra fase del campionato, che è un campionato a parte, ci teniamo a fare bene, dobbiamo fare bene e ovviamente andremo con una mentalità con un atteggiamento totalmente diverso da quello visto in campo nella durata di 90 minuti e quindi entriamo nei playoff a gamba tesa perché vogliamo fare bene. Questa ultima frase mi sembra importante, il fatto entriamo a gamba tesa nei playoff. Che si sposa con le dichiarazioni di Cicerelli nella partita dell'ultima in casa, no? Catania Potenza, Cicerelli fa delle dichiarazioni assimilabili a queste di Caturano. I giocatori più esperti, i giocatori più rappresentativi che sentono la necessità di dare quel qualcosa in più. Cicerelli, che tra l'altro deve indicare la sconfitta nella finale playoff l'anno scorso in Pescara Ternana, che si è risolta ai calci di rigore. Caturano, che deve riscattare una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative per il valore del giocatore, ma potremmo citare tanti altri protagonisti, i più esperti, che devono creare, secondo me, quel nucleo su cui il resto della squadra si deve andare a riconoscere per parlare la stessa lingua calcistica. Quanto è importante per Caturano, attenzione, avere trovato il gol in queste condizioni, in questa situazione e chiaramente visto in una prospettiva proprio playoff. Fondamentale, Angelo, assolutamente è la notizia più importante della partita di ieri. E che Caturano abbia fatto il gol che ha sigillato il secondo posto in pieno recupero, con una conclusione da opportunista, attaccante opportunista qual è lui, credo che sia un viatico molto molto importante per lui, perché si porterà in questa fase la gioia e anche la consapevolezza di poter ancora essere decisivo. Allora, Alessandro, abbiamo cercato di sviscerare, di anticipare a proposito del ritiro. Possiamo già dare le date. Catania parte, sarà già operativa il 4? Dal 4 al 10 dovrebbe svolgersi a Veronello, in programma anche delle amichevoli per non lasciare anche l'aspetto della tensione agonistica di una partita, e poi rientro in sede in attesa che arrivi appunto il primo impegno, che sarà in trasferta. Il 17 il Catania giocherà in trasferta perché è testa di serie e quindi avrà la prima in trasferta e il ritorno il 20 al Massimino. Ricordiamo che solo in questa turno il Catania sarà a testa di serie, perché poi nella fase delle semifinali, nelle eventuali Final Four, cessa ogni tipo di prerogativa per classifica o per insomma, meriti durante la stagione regolare, sarà sorteggio integrale. In caso di parità andata e ritorno ci saranno i supplementari, ci saranno i calci di rigore. Insomma, incomincia un altro campionato, tutto da vivere, sino al prossimo mese di giugno, noi ci auguriamo, no? Nei primi giorni, nella prima settimana, 8 giugno se non sbaglio, 7 giugno, se ricordo bene. 7 giugno, insomma, si chiude tutto in 7 giorni nei mesi di giugno, ma prima ci sarà da fare tanta fatica prima. Per rievocare quel precedente, sì. Allora fu Galeotta la lotteria dei calci di rigore, in quel Catania-Siena al Massimino, la semifinale di ritorno. Questa volta, insomma, speriamo che la dea bendata si ricordi il Catania che non si giri da 11 anni aspetta il suo momento per tornare in Serie B. Grazie, grazie allora ad Alessandro Vagliasindi. Ci vediamo stasera. Ti aspetto come sempre alle 20:45 per Corner, nella versione estesa. Parleremo per un'ora e mezzo, 90 minuti di Catania, con tantissime grafiche, tantissime riflessioni, tantissime considerazioni. E ci sarà anche un quiz. E ci sarà anche un quiz, però ve lo sveliamo all'inizio della trasmissione stasera. Grazie. A più tardi. A più tardi. Adesso grazie a te, mi fermo, un brevissimo break e poi collegamento con Palermo con Marco Gullà, che vedo già collegato. Allora è il momento adesso di andare in Serie B, parliamo con Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. All'inizio della trasmissione ho detto che è stato una fine settimana in chiaroscuro, perché il Catania il suo obiettivo della promozione diretta lo ha mancato già da diverse settimane.
il Palermo se l'è fatto scappare di mano praticamente nella giornata di sabato, mentre ieri e sempre in Serie C c'è stata questa doppia retrocessione, quella del Trapani già sancita, anche se a Trapani ancora si continua a parlare di altro, e del Siracusa, ahimè. Quindi insomma non è stato un fine settimana felicissimo per tutti. Con te però mi soffermo sul fatto che il Palermo ha mancato la possibilità di inseguire ancora il sogno diretto della promozione. Questa squadra però mi pare di poter dire, considerato anche i numeri, considerato il rendimento, se non ci fossero state quelle che sono lì davanti, probabilmente oggi parleremo di altro, però i campionati sono tutti diversi dall'altro, ogni stagione è diversa. Una Palermo che ha corso e anche parecchio, inanellando diverse serie positive importanti, facendo valere non solo la legge del Barbera ma anche andando fuori. Ha perso raramente quest'anno la squadra di Inzaghi. Angelo, mi viene da dire anche, speriamo ovviamente che Palermo e Catania possano festeggiare a fine anno le rispettive promozioni, insomma, grazie ai playoff. Insomma, tra l'altro, insomma, partono anche, diciamo, con i favori del pronostico, facendo gli scongiuri del caso. Speriamo ovviamente che a braccetto possano andare in A e in Serie B il Catania. Però al di là di questo sì, hai pienamente ragione, il Palermo ha certamente fatto un buon campionato, anzi vi dico anche un ottimo campionato, però è mancato qualcosa perché è ovvio che Frosinone, Monza e Venezia hanno più punti e hanno avuto una continuità sicuramente diversa rispetto a quella che invece ha avuto il Palermo. Palermo probabilmente doveva fare qualcosa in più negli scontri diretti, sono mancati quelli, è mancata un break a Monza, è mancata la vittoria a Frosinone, battere il Venezia, insomma sono mancati soprattutto questo tipo di vittorie, perché se davvero il Palermo poi per il resto insomma il suo lo ha fatto, ha inellato una serie di risultati utili consecutivi, ha il capocannoniere del torneo, ha una delle migliori difese, insomma, quindi possiamo certamente certificare che questa squadra male non ha fatto, anzi tutto il contrario, però doveva fare qualcosa in più, anche perché è stato sfortunato, diciamolo pure, perché è stato un po' anche un campionato anomalo. Solitamente il Palermo con questi punti in campionati addietro, non dico che sarebbe stato primo, però se la sarebbe giocata magari fino all'ultima giornata per arrivare chissà secondo, e invece adesso quando mancano 2 giornate dalla fine il Palermo già è tagliato fuori da tutto e deve accontentarsi del 4º posto, perché lo ricordiamo, insomma, il Palermo non può nemmeno ambire al 3º posto, è distante 6 punti ufficiosamente, il Frosinone un punto probabilmente lo farà nelle ultime 2 gare, quindi Palermo deve esclusivamente pensare ai playoff da quarto, però poi Non sentiamo più Marco, allora credo anche un vantaggio. Sì, in attesa di ripristinare sì, adesso ti risentiamo di nuovo. Sì. Dico, c'è un piccolo vantaggio, forse anche psicologico. Insomma, il Palermo già rispetto alle dirette concorrenti è proiettato verso i playoff, sa che deve fare i playoff, sa che li dovrà giocare da protagonista e sa che li dovrà vincere. Quindi rispetto magari alla terza, che può essere il Frosinone o il Monza, perché ancora stanno duellando, e anche ad altre squadre che stanno cercando di rientrare nei playoff, il Palermo questo vantaggio quantomeno se lo custodisce. E allora sentiamo cosa ha detto Ceccaroni al termine della partita di sabato, in proiezione anche playoff. Quando provi di tutto per vincere non ci riesci, a fine partita il morale non è al massimo, ma da domani ci concentreremo per finire bene il campionato, per prepararci al meglio per i playoff. Da novembre in poi sono state tante le partite fatte bene da questa squadra e la continuità è stata la nostra forza. Poi sappiamo che davanti le 3 squadre davanti a noi hanno fatto meglio di noi e proveremo a sfidare la squadra che rimarrà ai playoff. Allora, c'è la convinzione, no? In casa Palermo c'è la convinzione, ormai il focus è tutto sui playoff, come dicevi tu, e a questo punto queste ultime 2 partite potrebbero e potranno sicuramente servire per affinare determinati meccanismi, per poi rimettere tutte le energie in quelle partite, insomma, che vanno giocate. Sono 2 amichevoli alla fine,
contro Catanzaro e Venezia, perché Palermo, appunto, come diciamo poc'anzi, non ha nulla da chiedere, quindi saranno due partite in cui magari Inzaghi proverà a far giocare quelli che hanno giocato meno, proverà a trovare delle soluzioni tattiche in vista dei playoff, cercherà di non appesantire troppo giocatori che poi sono diventati un po' la spina dorsale della squadra. Penso a Paolo, che chissà magari potrebbe rifiatare, penso a Palumbo, penso a Segre, Ranocchia, giocatori che sicuramente Inzaghi magari centellinerà proprio per cautelarli in vista dei playoff. E poi un'altra cosa, un altro elemento molto importante è che secondo me il Palermo deve augurarsi che in Serie A diretta vada il Monza, perché non che il Frosinone sia un avversario morbido, assolutamente no, però tra le due squadre è ovvio che il Monza apparentemente è una squadra molto più solida, molto più quadrata, e poi il Monza, visto a Palermo e soprattutto anche nella gara di ritorno, è stata una squadra che ha schiacciato il Palermo in ogni reparto, quindi se il Palermo davvero deve augurarsi qualcosa è che in A vada il Monza e poi giocarsela appunto magari contro il Frosinone, che insomma stiamo andando un po' oltre, però insomma, in questo momento, facendo dei pronostici, diciamo che Palermo deve augurarsi il Monza in Serie A e che il Frosinone arrivi terzo, e poi vedremo ovviamente nel corso di questi spareggi. Però è ancora prematuro parlarne, ci sono ancora 2 partite di campionato che dovranno definire la griglia, e soprattutto il Palermo dovrà cercare di fare il pieno di benzina in attesa di questi spareggi, che, lo dico, e se il Palermo davvero quest'anno non dovesse andare in Serie A sarebbe una sorta anche di trauma psicologico importante, perché dopo un'annata del genere non tagliare il traguardo della promozione sarebbe un grosso danno per tutto, per l'ambiente, per il club, per i giocatori, insomma. Quindi Palermo deve veramente concentrarsi a raggiungere questa promozione in maniera abbastanza netta, e soprattutto cercando anche di iniziare a capire che i playoff sono un campionato a parte, un altro campionato. Quello va archiviato, la regular season va archiviata, e adesso Inzaghi deve cercare di mentalizzare i suoi verso questa kermesse che non è affatto facile. Grazie Marco, buon lavoro, ci racconterai comunque queste altre 2 partite di regular season e poi anche ovviamente i playoff. Buona giornata, buon lavoro, adesso andiamo... Catanzaro e Venezia, ciao Angelo, ciao a tutti. Grazie, adesso fra poco, vedo Gianni, possiamo andare anche a tutto schermo, ce la facciamo. Franco Camarasana, buon pomeriggio a te, Marco Petrolito, buon pomeriggio anche a Marco. Facciamo una breve sosta e poi parleremo ahimè di queste retrocessioni, e cercheremo di capire con le parole anche di Antonini che cosa vuole il Trapani, a cosa punta il Trapani, quali saranno invece le speranze per la ripartenza del Siracusa. A fra pochissimo. Allora, di nuovo insieme anteprima corner, come abbiamo visto già collegati con noi sia Franco Camarasana sia anche Marco Petrolito. Allora, io comincerei da Trapani, perché nel post partita di ieri, da qui e su questo mi concentrerei, ci sono state le parole di Antonini. Uno straccio appena di una cinquantina di secondi, ma sentiamo Antonini e poi andiamo da Franco Camarasana. Perfetto. Abbiamo ufficialmente chiesto, con un comunicato che abbiamo anche pubblicato sul sito della società FC Trapani, la sospensione della disputa dei play-out alla Lega di Serie C, visto che sono sospesi 2 pronunciamenti del collegio del CONI che ancora nel caso del, lo chiamo Trapani Quater, ossia quello che è stato giudicato dalla Corte Federale d'Appello solamente giovedì, non sappiamo ancora quando ci sarà la data del CONI, mentre il TER dovremmo saperlo lunedì. Perché queste date sono importanti? Perché evidentemente l'8 maggio tutti sanno, credo anche le pietre a Trapani, che ci sarà il pronunciamento definitivo della Corte tributaria trapanese. Allora, pronunciamento della Corte tributaria trapanese. Vediamo che cosa vuole dire con queste parole Antonini, che spera ancora nella salvezza del Trapani attraverso i play-out, nonostante ieri ha attaccato duramente diciamo anche gli arbitri, perché dice che c'è stato un arbitraggio a sfavore proprio della sua squadra. Franco.
Non sentiamo Franco, allora io vado adesso da Marco Petrolito e invece vediamo l'altra faccia di questa, ahimè, retrocessione che brucia tantissimo, Marco, perché vedremo anche delle immagini dei tifosi che hanno sostenuto anche da lontano, perché non erano presenti a Trapani, la squadra. Possiamo vedere queste immagini, adesso le vediamo anche. Marco. Sì, Angelo, ciao, è andata male, malissimo per il Siracusa, un anno dalla grande festa, ecco, con la città e con l'isola di Ortigia che erano invase dai tifosi per la conquista della Serie C, cosa che rivolgendo lo sguardo indietro appare ormai come un ricordo sbiadito. Ecco, Siracusa stamattina si è risvegliata con l'amarezza e con la delusione per una retrocessione evitabilissima non solo sul campo ma anche e soprattutto fuori dal rettangolo di gioco, date le ormai note vicende societarie che hanno influito non poco, direi anzi in maniera determinante probabilmente sul risultato sportivo. Come dicevi però dall'altra parte c'è stato un pubblico, quello siracusano, davvero encomiabile. Fino a ieri sera ha incitato la squadra, l'ha incoraggiata a distanza davanti al maxi schermo del De Simone, dove si è consumata quella che è stata insomma una sorta di agonia calcistica dei giocatori ritirati che con il quarto pareggio di fila hanno mancato per soli 3 punti play-out, ricordando sempre che quegli 11 che erano stati tolti nel corso della stagione ed una squadra che a gennaio era stata rivoluzionata, ecco, la salvezza sarebbe stata un obiettivo facilmente raggiungibile per quello che gli azzurri avevano fatto vedere in campo. Sulla partita, Angelo, c'è poco da dire. Il Siracusa ha mancato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria, anche se proprio in questo caso sarebbe servita a poco, se non ad un piazzamento al terzultimo posto in classifica davanti al Foggia, dato il pari conquistato da Giuliano a Caserta. Dunque adesso non si può che guardare avanti, cercare, ecco, di guardare avanti in un clima di delusione e di tristezza, come dicevo, perché non è la prima volta che Siracusa, come è successo anche a tante realtà calcistiche siciliane, vive una situazione di questo tipo. Ecco, non resta che guardare a ciò che verrà, nella speranza che si possa ricostruire, quantomeno ricominciare dalla Serie D. Tutto questo avviene tra 1000 dubbi e 1000 interrogativi sul fatto che possa essere o meno questa la società che rappresenterà il calcio in terra redusea. Ci sono state le interlocuzioni, nei giorni scorsi ne avevamo parlato per la cessione del club, trattative che probabilmente riprenderanno. Naturalmente vi terremo aggiornati su quelli che saranno gli sviluppi, anche se ecco, ripartire dal dilettantismo, a prescindere da quella che sarà la categoria, rappresenta per Siracusa una sconfitta, un'atroce sconfitta dopo un anno dalla conquista della Serie C, e di questo dovranno prendere atto, ecco, le istituzioni ed anche chi eventualmente vorrà si proporrà, ecco, per guidare il sodalizio per una rinascita su cui tutti sperano e portare il calcio che conta in città. Grazie al nostro Marco Petrolito. Noi ci fermiamo qui con Siracusa, almeno per quanto riguarda Anteprima Corner, considerato che, ma ci fermiamo per tutti, nel senso che Anteprima si chiude oggi, Anteprima Corner, poi continueremo e proseguiremo la stagione post-season, quella dei playoff, con il solo corner a lunedì sera con preview che presentano le partite in cui sarà impegnato il Catania. Allora, vedo Franco Cammarasana, abbiamo un paio di minuti, Franco, soltanto per dirci a che cosa mira questo, grazie a Marco Petrolito, a che cosa mira questa richiesta ufficiale di Antonini, anche se tutti gli altri ricorsi fino a questo momento sono andati, diciamo, male. Sì, però i ricorsi legati appunto a questa sentenza dell'8 di maggio della Corte di Giustizia Tributaria consentirebbero al Trapani di aver restituiti circa 13 punti. Questo è il calcolo fatto da Antonini, il quale, oltre a quello che abbiamo messo in onda, ha anche dichiarato di avere notificato al Ministro dello Sport Abodi l'intenzione, nel caso che dovessero essere confermate queste sanzioni, di chiedere tramite la giustizia ordinaria un risarcimento danni di circa 150 milioni alle due federazioni, Federcalcio e Federbasket, per quanto riguarda la squadra di Serie A di pallacanestro, le cui sanzioni sono simili a quelle avute per il Trapani Calcio, e quindi nel caso di una sentenza positiva da parte del Corte di Giustizia Tributaria inciderebbe anche sul destino, ripeto, del campionato di Serie A di pallacanestro. Ripeto, sono cose che ancora devono avere sviluppi concreti. Questo per quanto riguarda quello che ha detto il Presidente Antonini. Questo ed altro in verità, perché ieri dopo la partita Trapani-Siracusa si è intrattenuto a lungo con un gruppo di colleghi
sviscerando una serie di cose che man mano rivelerà poi nel corso delle prossime settimane. Vedremo, ripeto, lui è molto fiducioso, tutti sperano a Trapani che Antonini almeno in parte abbia ragione e che il Trapani calcio, il Trapani basket a breve possano avere ancora un futuro. Bene, grazie anche a Franco Cammarasana per questo collegamento. Ci aggiornerai chiaramente durante i nostri telegiornali Certamente. per capire che tipo di esito avranno questi ricorsi, a cominciare proprio da quello che sembra essere quello più importante, quello della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani. Da lì Perfetto. poi evidentemente scaturiranno eventuali altri provvedimenti. Grazie allora Franco Cammarasana, noi ci fermiamo qui con Anteprima Grazie a voi, buon Corner pomeriggio. per la stagione 2025-2026. Vi aspetto stasera con Corner 20:45 su Telecolor, poi continueremo comunque il cammino, l'abbiamo detto, lo ripetiamo ancora, il cammino con Corner durante i playoff. Accompagneremo dunque il Catania in questa post-season. Auguri a tutti voi di un buon pomeriggio.